Oh! Un sentiero! Ah, sia lodato il cielo! Oh, lo sapevo che ne avrei trovato uno prima o poi. E se mi ha freddo, forse arriverò a casa in tempo per il tè. Ah, chissà come sarà contento Oreste di vedermi. Oh, non vedo l'ora di... Oh! Oddio, ora non riuscirò più ad uscirne. Beh, quando ci si sperde, credo sia consigliabile restare dove si è, finché qualcuno non venga a cercarci. Ma a chi salterà in mente di venirmi a cercare qui? Consigliabile. Forse se avessi ascoltato i buoni consigli ora non sarei qui. Ma è proprio questo il mio difetto peggiore. Io mi so dare ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. E per questo nei pasticci spesso son. Rifletti, è un ottimo consiglio, però assai curiosa son e mi piacciono avventure e novità. Ho imboccato il mio cammino senza alcuna riflessione, senza pensare che tutto poi si paga un dì. Così io mi so dare ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. Chissà quando la lezione imparerò. Ehi, palmipedon, neppur... Beh. Oh, stregato, sei tu! E chi ti aspettavi? Il bianconiglio per caso? Oh, no, ne ho abbastanza di conigli. Voglio andare a casa. Ma non riesco a trovare la mia strada. Naturalmente, perché non hai una strada tua. Vedi, qui tutte le strade sono strade della regina. Ma io qui non ho visto nessuna regina. Davvero? Sul serio, ma allora devi vederla. Andrà matta per te, semplicemente matta. E palmipedon, neppure. Per favore, dimmi, come posso trovarla? Beh, alcuni vanno di qua, altri di là. Quanto a me personalmente preferisco la scorciatoia. Rosse le pittoriamo, le rose le verniciamo, non c'è che dir, non c'è che far, la vita dovrebbe andare, adesso né più né meno, di rotto le tingere,